3000 mi piace e vi porto la mia prima volta al sushi. Mamru Carmen. Ciao, benvenuti e bentornati sul canale di Superallan. Siamo qui oggi con un nuovo video. Non sono solo, come potete vedere. Qui c'è GA7. Ciao ragazzi, sono GA7, quello che ha le racchette, le tette. Anche la vecchia intro più cringe di YouTube Italia. Ragazzi, siamo qui oggi, come avete visto dal titolo e dalla miniatura, per la prima volta nella mia vita al Burger King. Ma tu non hai mai mangiato il Burger King? Mai, te lo giuro. Cioè, questo titolo e questa cosa che sto andando a raccontare è pura verità, non è nessun clickbait. Quindi qualcuno può pensare questi video si portavano 4-5 anni fa. Sì. Perché li stai riportando? Perché è pura realtà, non ho mai mangiato al Burger King. Io non l'ho mangiato da parecchio, l'ho assaggiato tante volte. Non dico niente, non dico nulla. Non dici niente. Non siamo soli, adesso vi presento anche il nostro terzo accompagnatore. Prima però lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale, arriviamo a 40.000 iscritti e vi presento il nostro terzo accompagnatore. Signori, eccomi qua, chissà Massimino Ino. sì, perché quando si tratta di cibo è ovvio, devo venire, anche perché Giovanni ha detto non ha mai mangiato il Burger King. mai. Vabbè Cristian, quindi consigli tu cosa mangiare? Bacon King, faccia allegria. Dopo, voglio sapere da te, qual è meglio, McDonald's o Burger King? Potevi dire tu. Entriamo. Andiamo. Allora siamo entrati, ovviamente essendo la prima volta non conosco niente del Burger King, lui invece sì, dammi una mano. Ovviamente siamo tre di noi, quindi dobbiamo fare 3 menù. Allora, belli pesanti, belli tosti. Sì, vai. Vediamo un attimo. Facciamo qui. Sì. Siamo Fino a qua ci siamo. Prendiamo il menù King. Ok, allora ci sono vari menù. Menù King, large, medio, Bacon King 3.0 con anelli di cipolla croccanti. Signori, menù King. Menù King, vediamo. Vuoi togliere qualcosa? Formaggio cheddar, perché come sapete non lo posso mangiare. Tollerante. Quasi vuoi mettere qualcosa in più. Ciao, vuoi fa 4 piani? 4 piani. Allora c'è Abbassa roba, dai, vai, metti un hamburger in più. Mettiamo un hamburger in più, mettiamo anche un bacon in più. Onion rings, no, va bene così. Sfrecciato. Scegli la tua combinazione. Ok. King fries si chiamano. No, King fries. Oh, fuck you. Avanti. Perfetto. Allora Coca-Cola Zero King, prendo che sto a dieta. Perfetto. 17 euro. 20 euro manina. 20 euro solo io. Guardatevi questo video. No, è un mazzo. Continua a ordinare. Vai, è il tuo turno. Prendo questo. Menù large. Sì, a me va bene tutto Sì, questo. vai. Ce ne posso, vai. Magari prendiamo il ketchup, va? Devi stare calmo. Ketchup e una maionese. Vai. Una Fanta. Fanta. Guarda, a me piace più la Fanta o più la Coca? A me piace più la Coca. più la Coca. Dissetante. Però a me non piaceva mai la Fanta, ma ultimamente si piace la Fanta. Quindi andiamo con la Fanta. Oh, ma chicken wings. Ne sono 4? Va bene. Magari le assaggiamo e vi facciamo vedere. Siamo già a 33 euro di conto. Manca Cristian. Manca pure Christian. Vai Christian. Christian lo vedo molto diretto, molto pratico. Però prendi una cosa diversa da noi. Ok, menù medio. Devi stare calmo pure tu. Bacon pure tu. Un po' di bacon. Vabbè, un po' di bacon. Io cambio. Ok, le griller fries. Thank you. Ok? Un ketchup, E una maionese come il fratello. avanti, una Fanta come il fratello, Fanta medium. 6 nuggets. Tu sei nuggets. Perché sai, noi abbiamo preso le alette di pollo, ma le nuggets le assaggiamo. Avanti. Ok. Oh. Precisione. Precisione, signori. Ok. 50 euro. Procedi e paga. Vedetevi il video, voglio. Come striscia Giovannino. Striscia. Transazione eseguita. Bene. Ovviamente. Ragazzi, ecco qui il nostro scontrino. Oh, ciao. La lista dello supermercato. Ecco qui ragazzi, 50 euro e 50 di qui, 4,59 di IVA. Poi dite no, vabbè, voi dove andate vi regalano le cose. Polcati. Un po' come. Ovviamente ci spetta fare anche questo. Con la coroncina del Burger King ragazzi è arrivato tutto quanto, come vedete. Le 2 Fanta, una più grande, l'altra più piccola, la Coca-Cola per me 0. 2 porzioni di patatine, poi ci sono le patatine, non lo so che patatine sono, che si è preso Christian. Vabbè, delle patatine particolari. Guardate che cosa l'ho preso. Poi ci stanno, vabbè, le nuggets, le alette di pollo e i 3 panini che adesso andiamo ad unboxare e farvi vedere. Allora raga, questo è il mio panino perché c'è scritto no cheat CHS, penso non formaggio, più whop patty. Penso sia l'hamburger in più. Sì, esatto, è più bacon. Vai giù. Allora, al tatto pesa tantissimo, che ne si fa lì? Pesa. Apriamo? Sì, apriamo. Ah, mamma mia. Ma quanti piani è? Vai giù. Madonna.
Ma quanti piani è sto panino? Non so cosa ci sia dentro. Vabbè, me lo ricordo adesso perché ci sta la cipolla, l'anello di cipolla, ci sta il bacon, ci stanno tipo 2 hamburger e adesso ci vado a mettere le patatine dentro. La Il tua? mio è solo hamburger, poi Solo? c'è il bacon, c'è il cheddar. E ci metti pure tu le patatine. E ci metto anche, anzi, ci metto anche io le patatine. Vai. Io ne metto proprio 2 ragazzi, guardate qua. Allora, assaggiamo le patatine come per fare un Vabbè, io le leggero conosco. Fai un leggero confronto. con quelle del Mac. Esatto. Magari mi si sono buone, ma sono state buone. A parte che sono già da un po' di tempo sul tavolo e non si sono, diciamo, fatte serodicce come di solito si fanno quelle del Mac. Bravo. Oh, buone, mi piacciono assai. 8 e mezzo. Queste qua mi piacciono di più rispetto a quelle del McDonald's, quindi prima differenza. Prima differenza. Allora io ho la boffo di roba. Ma io ci ho messo 2 patatine, tu. Tutto il pacco io ho messo di Mamma mia, patatine. signore. Allora signore, sta venendo il momento tanto atteso. Momento Panino, dell'assaggio. sì, big panino. 4 piani. 4 piani di panino. Cin cin. Ma c'ho che panino. No, faccio vedere a Giovanni. Mamma mia. Com'è? Mamma mia, caro. Ho notato che il panino, proprio il pane, è diverso rispetto a quello del McDonald's. Meglio quello del Mac, questo è più sfragnoso. Esatto, lo vedo più friabile questo, non lo so. Più... Meno plastica. Sì, oh, Aiuto. quello è buono. È buonissimo. Mamma mia, mamma. Mi piace assai. A te mi piace di più questo? Come panino mi piace più questo che quello del me. Frate, la qualità degli ingredienti è maggiore. È vero, sai, ho notato pure questa cosa. Secondo me gli ingredienti sono più buoni, qualitativamente parlando, rispetto a quelli là del Mac. Già le patatine mi sono piaciute un sacco. Ma poi frate, è una bomba sto panino, non è cavaglio. È una bomba. Voglio, c'era una capata e cavolo. Ma no! Calmati, ti prego, se no faccio bene. Sali cremi? Troppo. Io questo volevo perché già lo sapevo. Ma a proposito, c'è una persona che non sta ancora mangiando. Io guardate sta persona che panino che si è pigliato. Facciamo vedere la mangiare, Glielo unboxiamo noi. Vai. Ma che panino ha preso? Si vede che però è del mestiere, capito? Cioè, ha Sì, preso sì. un panino È del mestiere questo. è del mestiere. Assaggio, va. Mangi pure di una capata. Prima. Mamma mia. Secondo me è clamoroso questo pure, Voglio. Spettacolo pure È una questo. bomba, Cristian assaggia solo, è una bomba. Vai. Cristian, Devi però stare calmo calmati. però. No, mamma mia. Ecco qua. Le Ah, perché quello stanno pure le patatine particolari di Christian, eccole qua. Vuoi assaggiare queste? Mi sembra un waffle, guardate qua come sono fatte queste patatine. Sono ancora più buone rispetto a quelle là. Scelgo sempre bene. Beh, Cristian, tu non ti sbagli mai su queste Andiamo, cose. ma chi è che l'ha mozzicato? Beh, Ma ro, che capate, carato? Ma ro, assurdo! No, Com'è? stai godendo. speciale, Green. Grazie, Giovanni. Grazie, Gio. Papà Grazie. Giovanni oggi va a superarla. Cavolo, sta suziando tutto qua. Ma ro! No, no, ma guarda qua. Mamma mia, è una goduria. Gigantesco, buonissimo. No, è buono proprio. Buono, buono, buono. Una capa cavata. Sì, Giova, ti trovi. Guardate qua, già è una goduria a vederlo. Ti vedo felice. Troppo. Tanta roba. Ti faccio mangiare pure a te. Prova le patatine di tuo fratello. Vai. Eccole qua. Vediamo che ne pensi. Buone, Vabbè, giusto amico. ma voglio. Sono più buone. Non ho paura. Ma su panino no, questo è il Bacon King 3.0, ero abituato a quello normale. Stanno pure gli anelli di cipolla. Mamma mia. Che cavata. Mamma mia, goduriosa. Grazie Giovanni. Ragazzi, tutti nei commenti hashtag papà superalla. Vai. Via, tutti. Metto il cuore rosso a tutti quanti quelli che lo scrivono. Questi almeno piglio pure una che sti patatine, me la butto proprio. Ma sono con la cipolla dentro. Per me sono speziate, però sta pure un po' di cipolla dentro. Io assaggio per la prima volta pure la Coca-Cola Zero King. Vediamo se è acqua come quella là del Mac e del KFC. Vabbè, è poco, dai. Sì, è quella classica di qualsiasi altro fast food, è acqua. Però la Coca-Cola che vuoi da me è proprio dissetante. Cioè, è proprio fissa. Perla del giorno. Mamma mia, voglio, guardate qua. Cioè, comunque è devastante. Non è nemmeno secco come panino. Voglio, che bontà. E ragazzi, non dimenticate che devo anche assaggiare la sfiziosità. Il mio pezzo forte. Lì sarò critico come sono stato critico al KFC. Ma sono proprio fessi sti parlando. Raga, fatemi sapere qui sotto nei commenti se volete una sfida noi contro 4 panini del Burger King. Però i panini, voglio, quelli pesanti, mamma mia. Però a me voglio, guardate, a me non piace il pane. Guarda qua, si smonta. Frate, perché è pane, non è plastica come quello del Mac. Ho capito, però prendo. Un'altra cosa che ho notato, voglio, rispetto ai panini del Mac è la cipolla. Qua ci mettono proprio la cipolla, l'anello di cipolla. Mentre nel panino del Mac ci mettono la cipolla piccolina, la manca salire. Si sente perché si sente che è cipolla. Però qui c'è proprio l'anello bello grande. Grandi, cioè qualsiasi cosa in questo panino è grande. Ma quando mi hai mangiato 3 hamburger, stavo eruttando.
Allora mo che stiamo quasi per finire il panino. Domanda, Burger King o McDonald's? Scelta difficile. Complessivamente Mac. Ma lo sai che a me sta piacendo di più questo? Non lo so, lo vedo più panino. Cioè, il Mac di solito comunque il fast food quando è che ci vai? Tipo, che ne so, dopo una discoteca, dopo una serata un po' così, no? Solito. Poi ci puoi andare pure normalmente durante la settimana. Se vuoi mangiare bene, vieni qua. Capì? Cioè, questo me lo vedo proprio da panino. Adesso assaggiamo anche la spriziosità, vediamo. Qua, ragazzi. Oh, e allora? Lo sto consolando, ragazzi. Però purtroppo, come tutte le cose belle, pure questo è finito. Io faccio questa combo che secondo me è perfetta. Patatine più il tuo morso del panino, così. Mamma mia. Letteralmente non lo posso dire. Calmati. Abbiamo il pubblico oggi, delle grandi occasioni. Esatto. Allora, di solito quando da Mac il mio menù prevede panino da €1 più i Big Mac. Vabbè, più Coca-Cola, più alette di pollo. Qua basta un solo panino, come quello che ho mangiato oggi. Non riesce a prenderne un altro. Tra l'altro ora abbiamo anche le alette di pollo, molto pesante. Allora, ragazzi, io... Grazie a voi. Grazie a voi. Allora, ci sono le nuggets. Allora, Gio, tu che sei un esperto di alette di pollo, prego, fammi sapere com'è. Allora, ti dico la verità, dalla faccia non mi sembrano male. Sono pure ben cotte, anzi, bruciacchiate da un lato qua. Vediamo, Esperto vediamo. di alette di pollo, Gio. Ah, già vedo la faccia. Allora, già la faccia È la faccia che... Allora, ti dico un paio di aggettivi. Per me, insipida, è un poco insipida. Secca, guardate qua, già si vedono dai filamenti qua. Non so se si vedono bene qua. Secca, per me secca. E poi subito si toglie da vicino all'osso la carne. Facci caso, quella del Mac non è così. Quella del Mac è più polposa. Secca, proprio piccante, la parte non è grassa, quindi non è godorosa. È poco piccante. C'è il piccante, c'è il piccante. c'è. Però rispetto a quella del Mac, quella là mi piace di più. Però guardate, cioè, alla vista è molto molto simile, se non uguale a quella del Mac. Per ora quella del Mac è insuperabile. Ok, finito le alette, ora ci mancano le nuggets. Allora, da fuori Il suo ciccio secondo me è le vedo secche, la vedo proprio aria. 4 anni fa non si devono mangiare. Eccola qua, aperta. Io già la vedo da qua che è secca proprio, la vedo proprio secca. Guardate qua, guarda il pollo dentro. Buona mamma. Lo sai come sembra? Lo sai che mi sembra? Come siamo le birbe di pollo. Il Mac dal punto di vista delle sfiziosità è avanti. Ce ne stanno giusto altre 3. Facciamo una a testa e ci vamo sto pensiero. Fragole, panna e champagne. Andiamo a fabbricare. Andiamo a cogliere pure i pomaro. Ora è periodo dei funghi. Taglio, lavo le mani e facciamo le considerazioni finali di questo pranzo al Burger King. E anche questo video è finito, devo essere sincero, mi sono abbuffato, però è giusto, non sto proprio pienissimo. Burger King approvato. Ripeto, mia prima volta, ve lo giuro, non l'ho mai mangiato in vita mia. Dovessi dare un voto complessivo? Complessivo do un bel 8,5. Ti dico la verità, se no sono soddisfatto. E come dicevamo prima, sfiziosità Mac superiore, panino, qualità degli ingredienti, Burger King, quindi esperienza positiva per me. Assolutamente, anche per noi si è confermato. E mi raccomando, voglio lasciate 3000 mi piace se volete anche la mia prima volta al sushi. Ci vediamo in un prossimo video. E voglio, ciao!